Se n'è andato dall'ospedale di Castelfranco in pigiama e pantofole, irritato per la lunga attesa dell'ambulanza che avrebbe dovuto riportarlo a Montebelluna. Italo Gobbato, infermiere in pensione di Volpago, ha camminato per molti chilometri, fino a quando un automobilista di passaggio lo ha raccolto e accompagnato alla sua destinazione. Mi avevano trasferito a Castelfranco con un'ambulanza per una visita specialistica, racconta l'anziano, poi avrebbero dovuto riportarmi all'ospedale di Montebelluna dove ero ricoverato, ma dopo quasi 2 ore di attesa, a digiuno dalla sera prima, non ne ho potuto più e ho deciso di arrangiarmi. Questa è una mancanza sulla salute delle persone. Io ero là, io porto 3 bypass. Ho fatto un infarto, uno stent e porto 3 bypass. Il direttore che si ricorda che tutte le persone non sono uguali. Non voglio denunciare nessuno, spiega, ma segnalare un disservizio affinché non si ripeta. Io ho fatto 30 anni in ospedale e gli ultimi 11 anni del mio servizio li ho fatti al pronto soccorso, ma non abbiamo mai, mi ricordo di aver fatto mai aspettare i pazienti tutto questo tempo a vuoto. Mi dispiace per l'accaduto e andrò a verificare i motivi di questa lunga attesa, replica il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, ma non ravviso assolutamente alcun tipo di colpa da parte dei nostri operatori. Si trattava soltanto di avere un po' di pazienza. Diciamo che la gente quando va in banco alle poste, perché capita anche a me, aspetta anche 1 ora e mezza e tace. Quando deve poi invece parlare di sanità, in questo caso poi non era una prestazione sanitaria ma un trasporto, si lamenta. Mi dispiace perché un po' di comprensione verso anche i nostri lavoratori che cercano di dare il massimo, penso dovrebbe esserci.